Euroregione News. Kickboxing, la nazionale in preparazione in Friuli Venezia Giulia. La nazionale italiana di kickboxing si sta preparando per gli europei di Győr, in Ungheria, che si terranno dal 24 agosto al 1 settembre. Il direttore tecnico della nazionale italiana, Michele Surian, ci descrive come affrontano questi giorni al Bella Italia Dolomiti di Piani di Luzza. Kickboxing è uno sport di combattimento in cui si utilizzano calci e pugni con diversi regolamenti a seconda della specialità. Ci sono specialità a contatto pieno in cui è ammesso il KO e invece le specialità dette di tatami in cui non è ammesso il KO. Noi qui stiamo lavorando prevalentemente sul point fighting, sul light contact e sulla kick light, che sono discipline di tatami in cui non è ammesso il contatto pieno e gli atleti si scontrano portando dei colpi che vengono giudicati dai giudici, appunto dagli arbitri, e alla fine del combattimento viene assegnata la vittoria a seconda del punteggio accumulato durante l'incontro. Sono stato campione europeo nel 1988, cioè qualche tempo fa, e insomma per molti anni sono stato un agonista e adesso da 10 anni sono direttore tecnico della nazionale. Abbiamo un certo numero di atleti che sarà impegnato nei prossimi campionati europei juniores che si terranno a Győr in Ungheria, e alcuni sono qui per fare la rifinitura della preparazione per prepararsi a questa competizione. Ci troviamo molto bene perché è un posto molto idoneo per fare allenamento, è aria buona, tranquillità, silenzio, cibo sano e soprattutto nessuna distrazione, quindi insomma arriviamo, possiamo lasciare le macchine per una settimana e non aver più il problema di spostarci o cose di questo tipo, quindi tra la piscina, le sale di allenamento, il palazzetto, i campi all'aperto, è veramente un posto ideale per fare una preparazione. Una settimana, siamo una ventina fino a domenica. Qui fra i ragazzi ci sono già dei campioni importanti, persone che hanno già vinto dei titoli importanti, anche titoli mondiali e titoli europei, e per scaramanzia non diciamo niente, ma siamo abbastanza certi che torneremo dall'Ungheria con un medagliere piuttosto importante. Da Piani di Luzza per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.